Ecco che sto salendo dal centro di Revine verso il Pian delle Femmine e poi vedrò. Che bella chiesa, bellissima giornata. Oggi è il 20 aprile, vigilia di Pasqua. Sempre il centro di Revine, bello, caratteristico. Ecco qua, giunto alla chiesetta della Madonna della Neve, a 650 metri, qui c'è una bella fontanella dove mi rinfrescherò e poi riprenderò. Eccola qua, la fontanella, acqua freschissima. L'ho già letto un'altra volta ma lo rileggo. Giuseppe Chiarel, che è questo signore ritratto in questa foto vecchia. Giuseppe Chiarel, con ardimento e fatiche non comuni, egli acqua dal vallone dei Borai a codesta, in benedizione per sempre, lama delle Crode, 5 dell'8 del 1981. Bravissimo, bravo. Che a circa 1060 metri, quindi pochissimo prima di arrivare al Pian delle Femmine, giro a destra, direzione Caserre Frescon. Penso siano le Caserre Frescon. Come è arrivato in cima sullo scollinamento, e dopo io andrò di là, non sono mai andato per quel sentierino, voglio arrivare giù al Pian delle Femmine. Se invece si prosegue in questa direzione, per questa direzione, non per questa a destra ma per questa dritta, si scende alla Malga Montegal da Giannino e poi a Melere e via. Bel posticino, mi piace sto così. Invece si continua su di qua, poi c'è una deviazione, si arriva alla bretella che congiunge la strada del Pian delle Femmine con la strada del Visentin. Verso il Pian delle Femmine, credo. Eccomi in arrivo al Pian delle Femmine, prima volta che faccio questo sentierino, proprio si arriva proprio sul piazzale. Eccolo là. Anche qui il vento ha fatto un po' di danni, che roba.
paesaggio sui laghi, pianura non tanto limpida, un po' fosca. Qui a destra c'è il bivio per la Val Negra, io procedo dritto per la Posa. Qui prenderò la deviazione per la strada silvo-pastorale che porta giù a Sottocroda.